Han fatto gli esercizi durante la settimana o tra una registrazione e l'altra? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Ilaria. Buonasera. Buonasera, dipende da quando ci state guardando. Io sono sempre Ilaria Milana, sono sempre una libraia, questa è la cosa che mi rende più orgogliosa, un'imprenditrice e una formatrice. Io sono Giovanni De Carli, sono imprenditore e innovation manager accreditato al MIMIT, che è il Ministero per l'Industria e i Made in Italy. Allora, Giovanni, siamo arrivati al 7° video. Abbiamo visto cos'è il business model canvas, abbiamo visto che cosa vuol dire scegliere un target, abbiamo visto che cosa vuol dire mettere insieme una proposta di valore per quel target, come arrivare al target per comunicargli questa proposta di valore. È arrivato il momento di costruirla, cioè di entrare nel merito delle attività che vanno fatte, quelle chiave, quelle più importanti, e delle risorse che servono per attualizzare la proposta di valore sulla quale stiamo lavorando. Ovviamente sempre in termini di semplificazione, perché ricordiamo che il business model del Canvas, che è la base sulla quale stiamo lavorando, è uno strumento di semplificazione ed è uno strumento che va lavorato in modo ciclico, in modo dinamico. Le decisioni possono cambiare man mano che il processo di analisi del business model va avanti. Però io a questo punto chiederei a Giovanni di introdurci nella parte sinistra del business model canvas. Esatto, la parte sinistra del business model canvas è la parte dell'efficienza. Abbiamo visto tutto ciò che è legato in qualche modo alla creazione di valore, quindi i clienti a cui scegliamo di rivolgersi, la proposta di valore, i canali di vendita e gli strumenti, le iniziative, le attività di gestione delle relazioni con i clienti. Adesso iniziamo a entrare in quello che è l'area dell'efficienza, delle operation, della produzione. Nella parte sinistra del business model canvas, la parte in alto a sinistra del business model canvas, noi vediamo quelle che io chiamo le cose chiave, ovvero le attività chiave, le risorse chiave e i partner chiave. Allora, questo video è dedicato alle attività chiave e alle risorse chiave. I partner chiave sono talmente importanti e talmente chiave che meritano un approfondimento e un video ad hoc. Perfetto. Allora, perché c'è questa sottolineatura di quelle che io chiamo delle cose chiave, che sono cose molto più importanti delle semplici cose. Quindi le attività chiave e le risorse chiave sono molto, molto più importanti delle semplici attività o delle semplici risorse che sono in qualsiasi organizzazione, a supporto di qualsiasi organizzazione. Ecco, andiamo a vedere nello schema che abbiamo imparato a conoscere, che voi state utilizzando già da tempo per i vostri esercizi, e vediamo quindi le attività chiave dove sono nel nostro schema. E vediamo questa domanda. Questa è la domanda che dobbiamo farci sempre quando compiliamo il business model canvas. Quindi la domanda è: quali sono le attività chiave per dar concretezza alla tua proposta di valore? Ecco, per rendere concreta, per crearla e erogarla al target che abbiamo scelto di considerare come target del nostro modello di business, come cliente potenziale e cliente attivo per la nostra organizzazione. Facciamo qualche esempio anche concreto in un contesto non libresco, come dico io, poi magari contestualizziamo. Una attività che è importante, ma che non è un'attività chiave nell'ambito dell'erogazione della proposta di valore, è per un ufficio in cui si lavora durante la settimana. Faccio un esempio un pochino provocatorio: le pulizie. Allora, è ovvio che un ufficio deve essere pulito, ma per un esercizio commerciale
un ristorante, anche una libreria, un bar, la pulizia può essere ed è, nella maggior parte dei casi, una componente della proposta di valore. Quindi, fatto salvo che igiene e pulizia devono esserci sempre, però l'attività per pulire un ufficio è meno strategica, se vogliamo, dell'attività per pulire un ristorante o pulire un esercizio commerciale. Poi è un esempio che può sembrare sciocco, ma secondo me rende l'idea, perché se una mattina non passano le persone dell'impresa di pulizia in ufficio, è sicuramente spiacevole e sgradevole, però magari ci si mette d'accordo, i cestini ci si li vuota e tendenzialmente si spera che la civiltà non ci abbia fatto sporcare troppo l'ufficio. Per un'attività commerciale, per un ristorante, invece no, non è possibile, non è assolutamente ammissibile. Quindi la pulizia del locale è un'attività chiave, è un'attività strategica alla quale non si può rinunciare. A questa domanda ovviamente si risponde in maniera diversa, come abbiamo detto, in funzione delle peculiarità dell'attività. Scendiamo un po' nel dettaglio e vediamo? Sì, continuiamo con il nostro esempio, quello che abbiamo immaginato nel video 5, dove abbiamo immaginato un gruppo di librai che hanno ideato una proposta di valore specifica per il target genitori relativo alla propria libreria. Nel caso specifico vi ricordo che per questo segmento di mercato, ovvero per questo target, i genitori, nello specifico le mamme, era stato immaginato di costruire una serie di appuntamenti per parlare sulle tematiche dell'educazione e contemporaneamente dei laboratori per i bambini per dare alle mamme la possibilità di essere tranquille in quell'attività. Abbiamo immaginato anche di organizzare un settore specifico per quel target e poi di strutturare un servizio di doposcuola per consentire alle mamme di non dover correre all'uscita del lavoro a prendere i bambini e poterli venire a prendere in libreria con calma, cosa che tra l'altro gli dà anche ogni giorno l'opportunità di vedere nuovi libri e incontrare i librai. Allora, quali potrebbero essere in questo specifico progetto e in questa specifica situazione le attività chiave? Naturalmente sono tantissime, ma ripeto, qui lavoriamo in termini di semplificazione e quindi i nostri librai, lavorando insieme, hanno identificato queste 4 attività. Innanzitutto la comunicazione, perché lì dove c'è non solo un servizio che dura durante tutto l'anno, quello del doposcuola, ma anche una serie, ma soprattutto una serie di attività, di workshop che di volta in volta vanno promossi, l'attività di comunicazione risulta essere un'attività chiave, perché senza di quello si rischia di organizzare un'attività per persone che non sanno che l'attività c'è. Un'altra attività chiave che abbiamo immaginato, anzi che il nostro gruppo di librai che vedete in fondo in basso a destra hanno identificato, è la gestione del cliente, perché diciamo, il progetto specifico prevede per esempio delle iscrizioni, non solo quindi della comunicazione, ma la possibilità di iscriversi e quindi anche di dare informazioni. Ecco, il nostro gruppo di librai ha deciso, perché stiamo parlando appunto di decisioni prese, cioè non è dato in assoluto, sono decisioni che si prendono rispetto allo specifico target e soprattutto alla specifica proposta di valore. E quindi si decide di presidiare attentamente la gestione del cliente. Immaginate anche appunto nel momento in cui si propone un'attività dove i genitori devono affidare i propri figli, la gestione del cliente può significare anche dare delle notizie su come stanno andando le cose, poter essere reperibili, insomma è un elemento chiave. Poi naturalmente c'è tutta la gestione, ma anche la pianificazione e gestione delle attività intrinseche che prevede il progetto, per esempio appunto i workshop, oppure le attività da proporre ai bambini durante il doposcuola. Ecco, la qualità specifica pensata per quel target è fondamentale, va presidiata con attenzione e richiede un lavoro ad hoc. Senza questa parte di lavoro
il progetto fallisce. E ultimo, ma non ultimo, quello che abbiamo semplificato con la frase presidio editoriale. Quindi l'attività di individuazione dei testi più adatti da inserire nel settore dedicato a questo target. Nel video numero 5 avevamo immaginato un settore dove vengono inseriti tutti quei libri che un genitore cerca, per cui dei libri per i propri figli, dei libri sull'educazione, dei libri da regalo o qualsiasi altra cosa. Ecco, la scelta attenta dei libri da inserire in questo settore a noi sembra, anzi al gruppo di librai che vedete disegnato là sotto, sembra essere un'attività chiave che consente al progetto e alla proposta di valore di essere tale, di funzionare. Ecco, come individuiamo le attività chiave? Le attività chiave, sì, immaginiamo di avere davanti agli occhi, questa è una cosa che deve succedere sempre, e voi avete davanti agli occhi adesso il vostro business model Canvas. Le attività chiave sono funzionali, come abbiamo detto, alla generazione del valore. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi partiamo nell'identificazione delle attività chiave andando a guardare con attenzione quali sono le componenti, gli ingredienti della generazione del valore. Ha una componente, un ingrediente blu nell'ambito della generazione del valore, ci deve essere una o più attività chiave che mi aiutano a dar vita, a creare, a sostenere, a portare poi sul cliente target quella che abbiamo chiamata la componente, l'ingrediente blu della mia generazione del valore. Questo è il motivo per cui è sempre importante avere sotto gli occhi, davanti agli occhi, il modello del business model Canvas, e questo fa capire anche la potenza di uno strumento che riesce a mettere sulla stessa pagina tutte le aree, tutti gli ambiti, tutti i building blocks relativi alle attività, alle iniziative, agli ambiti strategici del nostro business. Le attività chiave sono quelle imprescindibili, senza le quali noi non siamo in grado di erogare il nostro valore proposto al cliente. Quindi, in assenza anche di una sola di queste attività, non regge la nostra proposta di valore, non sta in piedi. Nel nostro esempio sono state inserite quelle che sono quelle chiave e quelle macroscopicamente chiave, perché ovviamente io non posso stare in assenza di comunicazione, in assenza di una gestione del cliente, un'assenza di pianificazione e organizzazione dell'attività e una mancanza di identificazione di quelli che sono anche i contenuti libreschi da mettere a disposizione delle persone a cui ci stiamo rivolgendo. Però ovviamente possono essere arricchite queste attività chiave anche da un aggiornamento continuo. Non dimentichiamoci che noi ci stiamo rivolgendo a un target ben definito. Abbiamo scelto il target dei genitori, il target delle mamme, ma come sappiamo i contesti cambiano in continuazione. L'unica cosa di cui oggi siamo certi è l'immutabilità del continuo cambiamento. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo costantemente essere allineati, aggiornati su quelli che sono i bisogni e gli aggiornamenti, o per fattori estemporanei, uno sciopero dei mezzi, piuttosto che un cambiamento delle regole del traffico locale che incide sulla raggiungibilità del nostro spazio, del luogo dove noi generiamo valore, piuttosto che qualcosa di più sostanziale, quindi, che ne so, le regole sullo smart working che portano le persone a lavorare più a casa, meno a casa, e questo sicuramente nelle dinamiche interne a una famiglia e ai genitori questo impattano un poco. Ma poi c'è anche il continuo dialogo, questo ha a che fare con l'aggiornamento, c'è la gestione degli spazi, ci sono la gestione dei fornitori e dei partner, insomma, le attività chiave possono essere diverse. Dobbiamo selezionare quelle che sono veramente chiave, veramente importanti, senza le quali non siamo in grado di generare valore. Ora, un'altra cosa, un altro aspetto fondamentale è quello di cui poi parleremo nel prossimo video. Adesso non so qual è il video sui costi e sui ricavi, il 10° video,
le attività chiave tendenzialmente generano costi. Quindi stanno peraltro anche fisicamente nello schema, torniamo un attimo indietro così lo vediamo, stanno sopra i costi. La struttura dei costi, sì. Direi passiamo adesso alle risorse chiave. Io qua voglio, chiedo scusa, siamo andati un po' troppo avanti, voglio fare una premessa doverosa. Le persone non sono risorse. Ora, mi rendo conto che questa cosa cozza un pochino con una definizione che viene utilizzata nelle aziende, e tu lo sai bene perché nella tua sei reincarnata come libraia, ma nella tua precedente attività era quella di gestione delle risorse umane in una grandissima organizzazione. Le persone non sono risorse, sono persone e non possono essere risorse chiave nella misura in cui, in assenza delle persone, non è che qualcosa non funziona nella generazione del valore. In assenza delle persone non esiste l'impresa. Cioè, se non esistessero le persone o il personale, se non esistessero le persone, la libreria non esisterebbe, sarebbe probabilmente un dispenser automatico, ma neanche, perché poi il dispenser va alimentato anche dei libri da dispensare. Quindi noi adesso parliamo di risorse chiave, non parliamo di persone, si può parlare di competenze, perché io le competenze le alimento, ok? Possiamo parlare di capacità, perché io le capacità le posso acquisire, quindi nel momento stesso in cui ho le persone, posso mettere a disposizione delle persone le competenze, le capacità delle altre risorse, degli altri strumenti, per fare in modo che queste diventino in ciò che fanno delle risorse. Detto questo, a noi capiterà, ma probabilmente è già capitato in questo video e capiterà ancora, di parlare di risorse umane, di confondere le risorse umane con le persone. Ci capita, e troverete anche l'indicazione di personale o risorse umane all'interno dell'area delle risorse chiave, ma va inteso, cioè dove leggete personale, dove leggete persone, o dove leggete i nomi anche di funzioni aziendali all'interno dell'area delle risorse chiave, lì intendiamo le competenze, le capacità che servono per erogare la proposta di valore che abbiamo ben definito. Quindi il concetto di persona è il concetto di un elemento fondamentale senza il quale l'impresa non esiste. Paradossalmente l'imprenditore senza persone, senza colleghi, senza aver costruito un team, una struttura, non funziona. E quindi andiamo al nostro esempio. Vediamo la domanda che ci facciamo, che è analoga e speculare. Quali sono le risorse chiave per dar concretezza alla tua proposta di valore? Allora, innanzitutto un'altra specificazione. Quando si parla di risorse si intende fare una distinzione tra le risorse interne, per l'appunto le risorse chiave, e le risorse esterne, che nel Canvas affronteremo nel prossimo video e vengono denominati i partners. Quindi in questa fase dell'analisi del business model stiamo parlando di risorse interne, cioè quelle risorse che sono o devono essere all'interno dei costi e della struttura per la quale stiamo lavorando, nel caso specifico la libreria. Rispetto al nostro esempio abbiamo fatto un esempio, abbiamo immaginato che le risorse chiave che la libreria può utilizzare per attivare la sua proposta di valore è lo spazio fisico, perché per esempio ha lo spazio sia per organizzare contemporaneamente degli appuntamenti per i genitori e dei laboratori per i bambini, questo richiede spazio fisico. Ha lo spazio fisico per destinare una parte dell'esposizione a questo specifico target. Quindi una risorsa chiave fondamentale per questo progetto che individuano il gruppo di lavoro che sta lavorando al business plan è lo spazio fisico.
Dopodiché, qui vedete anche apparire il personale in grado di gestire le attività chiave, cioè quelle di cui abbiamo parlato prima, quindi la comunicazione. Sono le competenze in grado. In questo caso, come diceva giustamente Giovanni prima, ci stiamo riferendo alle competenze, nel senso che per attivare quelle attività è anche necessario ci siano quelle specifiche competenze e perché possano essere portate avanti le attività. Al quarto posto troviamo le risorse informatiche, perché immaginiamo che il gruppo di lavoro che sta lavorando su questo business model affidi alla tecnologia, per esempio, parte della comunicazione, parte della gestione dei clienti. Per esempio, potrebbe scegliere di avere un CRM, anche se finora non abbiamo parlato, però sicuramente alcune risorse informatiche possono abilitare i canali e le relazioni, migliorare l'esperienza del nostro target. Per esempio, la possibilità di prenotare da remoto, una landing page per dare informazioni. Quindi in questo caso, anche se non ne avevamo ancora parlato in modo così specifico, una risorsa chiave potrebbero essere proprio le risorse informatiche. E poi, ultimo ma non ultimo, trovate i libri. Credo che questo possa fare impressione. Ad un libraio trovare i libri relegati, tra virgolette, tra le risorse chiavi. Eppure è così. I libri in questo caso possono essere parte, e devono essere in realtà, e lo sono sempre, anche quando non è così formalizzato, sono parte della proposta di valore, sono risorse che aiutano a dare del valore, dei benefici, a risolvere dei problemi, ad affrontare dei temi, e quindi vanno inseriti tra le risorse. Ad un libraio parli di libri e lui pensa subito anche al mondo distributivo, agli editori. Quelli invece andrebbero casellati nella parte partner, perché appunto non sono risorse all'interno dell'azienda, dell'impresa, e quindi ne parleremo la prossima volta. Ecco, i libri sono una risorsa, così come lo spazio fisico sono una risorsa. I libri non sono la libreria, lo spazio fisico non è la libreria. Ci sono competenze, passioni, talenti che fanno la libreria, tant'è che la proposta di valore, la proposta di valore è un qualcosa che non è soltanto libro, non è soltanto spazio fisico, perché se no si relega alla stessa stregua a qualcosa di diverso da un Amazon che però è lì presente. No, ci deve essere qualcosa di molto molto differente. Prima un'altra affermazione interessante che faceva Ilaria, ecco, è un costo, è una risorsa che genera un costo interno all'organizzazione. Oggi molte delle cose di cui abbiamo parlato, risorse informatiche, spazio fisico, in parte libri, magari non sono interne, cioè non sono di proprietà, però generano un costo, e questo è fondamentale, generano un costo che deve essere considerato. Anche in questo caso il concetto è quello dell'essere indispensabile alla generazione del valore. Un altro esempio che io faccio è la macchina per il caffè è una risorsa chiave di un bar, sicuramente di una caffetteria, di una pasticceria, probabilmente anche di un ristorante, a meno che non abbia un bar di fianco come partner chiave che gli fa i caffè, capita in certi ambienti. La macchinetta del caffè per un ufficio che è localizzato in un ambiente, su un territorio dove ci sono dei bar, non è una risorsa chiave, è una risorsa gradevole, è un optional. Ovviamente per un ufficio che non ha bar intorno diventa una risorsa chiave, soprattutto se ci sono i turni diciamo, la notte o in momenti di... abbiamo perso, ritorniamo a proiettare, eccoci qua. Io direi che a questo punto potremmo dare dei compiti per casa, come diamo abbiamo fatto finora. Sì. Io, ecco, giusto una cosa, quando possiamo fare innovazione, ecco, no, come innovare sulle risorse? Questo è un pensiero che poi facevo prima anche mentre parlavi. Parliamo di un'attività chiave, parliamo di una risorsa chiave.
Quando faccio innovazione? Quando mi metto lì, l'abbiamo già detto, il come se, facciamo finta che. Ecco, facciamo finta che quell'attività che io oggi faccio per ottenere un risultato che mi consente di generare quel valore da portare al cliente, facciamo finta che non possa più farla in quel modo. Facciamo finta che io quell'attività non la possa più fare. Come posso continuare a generare valore o come posso addirittura generare ancora più valore? No? Quindi si chiama pensiero laterale, si chiama cercare di sfidarsi nel trovare un modo diverso, un modo innovativo, un modo che crea ancora più valore per fare le stesse cose. Discorso analogo è per le risorse chiave. Facciamo finta di non avere più quella cosa. Se non abbiamo più la macchinetta del caffè e siamo un ristorante, come ci possiamo organizzare? A parte il fatto che può Per capitare esempio, anche. se la libreria non ha spazio fisico, come abbiamo ipotizzato in questo caso, potrebbe trovarlo in locali e esercizi nei pressi. Allora potrebbe fare una partnership, ritorniamo all'idea del partenariato. Allora, per cui in questo business plan è stato identificato come risorsa chiave lo spazio fisico, però a quel punto non sarebbe più tra le risorse chiave, ma sarebbe tra i partner, diciamo. Ecco, mi pare che ci sia una libreria, l'abbiamo incontrata Ilaria, quella che non aveva troppo spazio per i libri, aveva dei bei libri, aveva deciso di investire sui libri anche su argomento food, mi pare, sulla carne, era un po' in controtendenza, no? E aveva trovato come spazio per esporre i suoi libri sulla carne il macellaio che era accanto, una sì. vetrina di fianco, 2 vetrine più Sì. in là. Quindi gli mancava o era un po' stretta su una risorsa chiave e si era inventato un modo innovativo di comunque poter disporre di quella risorsa. Ovviamente l'esercizio a casa è un esercizio abbastanza scontato, diciamo, Se ci avete seguito fino ad oggi. Potevate aspettarvelo, quindi andate a vedere le vostre attività chiave, le vostre risorse chiave e facendo magari anche l'esercizio che abbiamo visto prima. Se non l'avessi più, se non potessi più fare così, cosa potrei fare per mantenere lo stesso livello di servizio, addirittura per creare ancora più valore e benefici per i miei segmenti target? Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video con la terza cosa chiave. Ecco, la terza chiave. Con la terza cosa chiave, quindi con i partner chiave. Arrivederci.